Bagnanti spiaggia nonostante i liquami, l'associazione ambientalista Mare Amica Agrigento torna a denunciare quanto accaduto negli ultimi giorni a Lido Azzurro a Porto Empedocle, dove a causa di un guasto alla centralina di sollevamento si è verificato uno sversamento in mare. Quest'ultima volta il quantitativo di liquami arrivato nel torrente Re e quindi in mare, denunciano dall'associazione, è stato così elevato che evidentemente ha provocato un inquinamento tale da portare a morte migliaia di pesci che abbiamo trovato senza vita lungo il canale di Scole e nel mare prospiciente. La centralina di sollevamento ha sversato nuovi reflui, tonnellate di liquami. Girgenti Acque sta uccidendo il nostro mare, ha urlato Mare Amico. L'ente gestore, tramite una nota stampa, ha spiegato l'accaduto facendo sapere che hanno lavorato sul guasto, riparando il tutto. La fuoriuscita del liquame ha fatto imbufalire l'associazione ambientalista agrigentina. Il giorno dopo, prosegue Mare Amico, persisteva ancora un notevole quantitativo di liquami in spiaggia e nonostante tutto non è stata impedita la balneazione. Mare Amico chiede di sapere qual è stata la causa di questo sversamento, per quale motivo sono morti i pesci, come si intende procedere per la bonifica dei luoghi. Ed inoltre non basta, dice sempre Mare Amico, che il sindaco empedoclino Ida Carmina faccia mettere un cartello di divieto di balneazione, ma dovrebbe sovrintendere l'area.